Una domenica molto particolare, quella vissuta dal volley femminile italiano, una domenica nella quale in Serie A1 si è giocato solo a Firenze a causa dell'allarme coronavirus e neanche un match banale, ma il derby tra il Bisonte e la Savino del Bene Scandicci, un derby che è riuscito a richiamare nonostante tutto 3.500 persone al Palamandela Forum, nuovo record stagionale di presenze. Alla fine sul campo ha vinto Scandicci come era prevedibile e come pronosticato da tutti, ma le bisontine almeno nei primi due set hanno saputo tenere testa alle quotate avversarie. Del resto è difficile giocare contro gente come Pietrini e Brissio, due giocatrici che hanno superato entrambe quota 20 punti realizzati. Sono loro che assieme a Stevanovic decidono la prima frazione vinta per 25-21 dalla formazione ospite. La seconda invece è quella della riscossa Bisonte, un set che le ragazze di Cervellin sono riuscite a fare proprio con le unghie e con i denti. Una contesa lunghissima, visto che il finale è stato di 31-29 per le azzurrine, dopo che Scandicci è riuscita ad annullare la bellezza di 7 set ball. Ti aspetti una partita vincente dopo questo bel graffio assestato dal Bisonte e invece qui finisce la partita di Firenze, mentre Scandicci sale in cattedra. A Brissio e Pietrini si aggiungono anche Lubian e Slotis che mettono la quarta e non c'è più confronto. Il terzo set finisce a 16, il quarto addirittura a 14 con la Savino che si ritrova ad essere ora al terzo posto in classifica in attesa dei recuperi. Firenze invece attende un nuovo allenatore dopo l'esonero di Caprara e l'interregno di Cervellin e questa potrebbe essere la settimana giusta per l'arrivo di Mencarelli. Con lui sarà necessario reimpostare un programma di crescita importante anche perché è tanto, troppo tempo che questa squadra va fuori giri. 25-21, 29-31, 25-16, 25-14, Scandicci si impone così a Firenze per 3-1. Miglior marcatrice dell'incontro Brissio con 22 punti, Pietrini invece arriva a 20. Sempre per la Savino troviamo Slotis a 18, dall'altra parte Dalderop svetta con 15 seguita da Wakador con 13.